Ma che cosa abbiamo visto? Kvara fenomeno! Che giocatore! Mamma mia! Petagnone invece si è fatto nel mutandone. Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivando la campanellina per essere aggiornati con i nuovi video e condividete questo video con i vostri amici, parenti e chi vi pare. Ragazzi, non c'è stata partita, li abbiamo praticamente fatti male e il risultato ne parla chiaro: 4-0, un Napoli straripante, un Napoli voglioso, un centrocampo che ha fatto la differenza, così come la fase offensiva, perché va in doppietta Kvara facendo un gol più bello dell'altro, perché il secondo non è da meno, il primo, ragazzi, non è un tiro a giro, è solamente un tiro e Kvara che si sbatte un coppo paro e va in rete. Ma che cazzo di gol, solo a pensarlo, ragazzi, da fermo, ma che gol ha fatto, mamma mia! E poi c'è il raddoppio nel finale di primo tempo e ci pensa Osimhen, che nonostante Ranocchia in tutto il primo tempo lo piglia a cazzotti, lo fa fallo, va via come una gazzella e la mette nell'angolino e segna ancora anche Vittorio Osimhen. Comunque mi è piaciuto tanto l'atteggiamento, oltre i gol fatti, mi è piaciuto tanto l'atteggiamento difensivo. Kim mostruoso, ragazzi, che partita ha fatto? Lasciamo perdere il gol di Petagna perché poi c'è stato fallo su Rachmani. La fase difensiva, mi dite voi a cosa ha concesso questo Monza? Nulla, perché che ha fatto? Non ha fatto niente, grazie ai meriti della fase difensiva, un centrocampo solido, di qualità, Lobotka che fa assist a Kvara, Anghissà che fa assist a Osimhen, Zielinski che rifà il passaggio nel primo tempo a Kvara. Cioè, ragazzi, non solo hanno fatto una grande partita a centrocampo, recuperando palloni, smistando a destra e a sinistra con Lobotka, Zielinski con qualità, scambi nello stretto con Kvara, e non è la prima volta, perché pure nella partita della prima giornata lo stesso l'abbiamo visto, grande partita di Piotr. Speriamo che questo sia il Zielinski che noi vogliamo, la continuità, quella che è mancata l'anno scorso a questo giocatore, perché il potenziale ce l'ha per far bene. E oggi ha fatto un'altra delle sue grandi prestazioni, così come Lobotka, così come Anghissà. La fase difensiva benissimo Kim, che mi è piaciuto tantissimo, e poi nel finale fa anche il 4-0. Vogliamo parlare dei terzini, Mario Rui che torna a difendere oltre che a spingere in avanti, Di Lorenzo lo stesso, belli compatti, belli vicini. Non parliamo del secondo gol di Kvara, destro-sinistro, manda fuori tempo il difensore e la incrocia nell'angolino dove il portiere non può far nulla. Queste sono le sue giocate, queste sono le perle di un fenomeno come lui. Mamma mia, voglio, mamma mia, che giocatore abbiamo preso. Fenomeno al Maradona, così si presenta, facendo una doppietta. Il Napoli questa partita l'ha vinta 4-0, ma poteva finire anche 6-0, dai, non voglio esagerare, ma almeno 6-0. E niente ragazzi, si gode, primi in classifica, ma non esaltiamoci più di tanto, stiamo con i piedi a terra e continuiamo su questa strada. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoli l'87 e non è entrato nemmeno Raspadori, nemmeno il Ciolito e nemmeno Ndombele. È entrato un as, Elmas, che anche lui mi è piaciuto, un as, bravo anche lui quando è entrato con le sue sterzate. L'unica cosa è che non passa mai la palla, te ne stupizzica. Però ragazzi, grande Napoli, troppo bello, è stato troppo bello. Dall'altra parte mi dispiace per Petagna, ma si doveva fare nel mutandone Petagnone. Ti rifarai, dai, la prossima partita, Andrea, ti voglio bene, la prossima poi magari farai gol. Ma con Napoli non aveva segnato, e così è stato. E voglio dire un'ultima parola, perché ho citato quasi tutti, ma mi sono dimenticato del Ciuchi Lozano. Che partita ha fatto? Lasciamo stare che non ha fatto gol, ma anche lui, oltre la prima partita, anche oggi ha dimostrato il suo valore, velocità, passaggi.
comunque ha fatto una grande partita anche il Ciuchi. E con questo è tutto, ragazzi. Buona serata a tutti, amici. Da Napoli 87, come sempre, Wagyu, forza Napoli!